Professor Zucca, come si articola questo progetto e quali sono le sue ricadute pratiche? Il progetto si articola inizialmente come una collaborazione transfrontaliera tra diciamo Friuli Venezia Giulia e Carinzia, ma diciamo il progetto opera fondamentalmente sul traffico, sulla prevenzione del traffico illegale di animali e delle zoonosi che sono generate da questa attività criminale. Opera a vari livelli con varie ricadute, cioè abbiamo un'attività di supporto e di collaborazione con le forze dell'ordine, in cui noi forniamo chiaramente un supporto relativo all'attività sanitaria, alla gestione di queste emergenze. Abbiamo poi un'attività anche di tipo didattico-educativo nelle scuole, perché paradossalmente i bambini sono i destinatari principali di questi animali che arrivano dal traffico illegale. La giornata di oggi è estremamente importante perché siamo riusciti a portare qui in Regione il vicepresidente dell'Organizzazione Mondiale per la Sanità Animale, che opera di concerto con la FAO e con l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Abbiamo il massimo esperto italiano di truffe e frodi sul pesce, che è una cosa assolutamente attuale, e poi abbiamo il rappresentante del governo di Malta che ci darà delle indicazioni utili su quelle che sono le procedure, perché il problema non è soltanto fare i controlli, ma è di utilizzare delle procedure comuni e di avere un sistema di alert, cioè avvertire contemporaneamente i vari paesi di un accadimento e pertanto essere informati in tempo reale. Non soltanto per quanto riguarda la parte sanitaria, ma cercando di mettere assieme la magistratura, le forze dell'ordine e la componente sanitaria, per cui questo è l'elemento di novità di questo progetto a livello comunitario.